Sorride, lo vediamo comunque ai nostri microfoni. Buonasera Gattuso, Buonasera a voi. con Andrea Riscassi. Andrea. Avete riaperta la gara nel secondo tempo col cambio tattico, poi quel gol ha un po' tagliato le gambe, il terzo gol di Pessina. Sì, siamo stati sicuramente, potevamo fare molto meglio sui 3 gol. Il primo tempo nettamente migliore all'Atalanta, abbiamo fatto fatica. Secondo tempo sicuramente abbiamo tenuti là, abbiamo riaperto la partita, abbiamo avuto il pallino del gioco, dopo abbiamo preso il terzo gol e ci ha tagliato le gambe, ma un terzo gol potevamo fare meglio sicuramente, ma per come siamo messi penso che un'altra squadra oggi poteva prendere anche 4-5 gol, dopo 20 minuti andare sotto i 2 gol, devo dire che la squadra ha avuto forza di reagire e abbiamo fatto delle buone cose. Sicuramente non basta, sappiamo le difficoltà che stiamo avendo, però bisogna guardare avanti, bisogna tenere la testa su e recuperare energie e riuscire a trovare l'entusiasmo che in questo momento a tratti ce l'abbiamo, a tratti no. Il mister vi sente per domande. 78 minuti per Osimhen. Gattuso, come valuta questa prestazione di un ragazzo che serve tantissimo al Napoli, il miglior Osimhen? Ma voi sapete meglio di me, 94 giorni fermo non è facile entrare da primo minuto o giocare. Penso a tratti ha fatto cose buone, sicuramente gli manca la sua dote principale, lo scatto che ti lascia là, fa ancora un po' di fatica, ma la strada è quello di dargli minutaggio e di farlo entrare in condizione più presto possibile. A tratti non mi è dispiaciuto, però sicuramente Osimhen può fare molto molto di più. Manuel Pasquale. Rino, buonasera. Abbiamo visto Buonasera. il primo tempo che giocavi con i 2 attaccanti larghi, con Insigne che veniva sempre dentro alle linee. Però cosa ti ha portato a fare il cambio di modulo nel secondo tempo? Mi ha portato perché Lorenzo in quel momento là aveva poco spazio quando veniva dentro, non lo trovavamo mai. Ho preferito farlo stare fisso là e muoversi, andare a tutto campo, perché in quel momento là non riusciamo a trovarlo. Ma dopo Politano in questo momento è in buone condizioni, un giocatore che riesce a saltare, a darti la superiorità numerica. E ho pensato a queste 2 cose qua. Mister, sabato c'è una gara importante contro la Juve, che partita ci si deve aspettare? Ragazzi, noi in questo momento, ripeto, sicuramente dobbiamo ripartire, è vero che lo diciamo da tantissimo tempo, recuperare. Oggi abbiamo giocato con una linea di difesa, i 2 centrali non hanno mai giocato insieme, bisogna recuperare e fare i complimenti a quello che stanno facendo i ragazzi, sicuramente limare qualcosa, perché oggi i 3 gol, specialmente i 2 gol, abbiamo rotto poco, uno dovevamo rompere, fare 1-3, centrali uscivano, siamo rimasti sempre in posizione, abbiamo preso 2 gol in identica maniera, capisci che i meccanismi bisogna migliorarli, però quando si gioca ogni 3 giorni si fa fatica, non si riesce a preparare nulla, penso che in questo momento dobbiamo tenere l'entusiasmo su e sappiamo che domenica e sabato è una partita difficile, ma su tutte difficili. Penso che ormai in questo momento che gli stimoli vengono giocare contro la Juventus. Il problema in questo momento è recuperare gente e guardare avanti. Cosa vi ha detto il presidente Gattuso prima di lasciarla? Era qui allo stadio De Laurentiis. Non ci ho parlato, non ha detto nulla. Grazie, la Grazie a voi. salutiamo, grazie a Rino Gattuso per essere stato qui ai nostri microfoni. La legge di Murphy dice che quando qualcosa può andare storto va storto, sta andando un po' così al Napoli e a Gattuso in questo momento. Non ci stiamo facendo mancare nulla, penso che, ma al di là delle cose storte, penso che i primi 2 gol si poteva fare molto meglio. Abbiamo fatto 2 errori e abbiamo subito 2 gol, che alla fine sono 2 gol uguali, perché potevamo rompere con un centrale, uscire, non l'abbiamo fatto. Dopo, secondo tempo sicuramente abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico, ci ha dato più qualità. Poteva andarci in maniera diversa, però alla fine parliamo sempre di un qualcosa che viene a mancare. Ci mancano uomini importanti, come stiamo commettendo degli errori li paghiamo sempre a caro prezzo, però in questo momento si gioca ogni 3 giorni, bisogna guardare avanti, riuscire a recuperare più gente possibile e recuperare energie. E per sabato riesci a recuperare qualcuno o la situazione sarà simile a oggi? No, Manolas mancherà per un mese, Koulibaly sapete meglio di me, bisogna avere la fortuna, ma anche su questo tutti
i Covid che abbiamo avuto li abbiamo portati sempre fino alla fine, 21-22 giorni, e bisogna aspettare. Fabian è appena rientrato, siamo contenti che abbiamo dato 79 minuti di gioco a Osimhen, però sicuramente ancora non è l'Osimhen che conosciamo. Capisci che giocare ogni 3 giorni, partite impegnative che abbiamo, non è assolutamente facile, però bisogna fare i complimenti anche alla squadra, perché oggi un'altra squadra, secondo me, dopo 16 minuti con un'Atalanta così, potevamo rischiare anche, poteva finire in maniera diversa. Ecco, i segnali più confortanti di stasera, il segnale più confortante di stasera è rappresentato da Osimhen? No, non dico solo Osimhen, ma per la qualità di gioco, no? Perché dopo il secondo tempo riuscire a tenere là l'Atalanta, non dargli mai campo e stare nella loro metà campo, se non sei una squadra forte non ci riesci, capisci? Il segnale confortante è questo, sicuramente ci vuole più continuità, un po' più di attenzione. Il momento più difficile della tua carriera da allenatore? No, ho passati molto di più difficili, ho passato delle situazioni molto più difficili, in categorie diverse, ma questo è un calcio diverso. Noi stiamo facendo da un anno a questa parte un calcio che nessuno di noi si aspettava nella sua vita, giocare senza tifosi, giocare ogni 3 giorni, non preparare nulla, ma non lo facciamo solo noi, lo fanno tutti, ma è un calcio che non mi sarei mai aspettato nella mia vita di poterlo affrontare, e si sa che si può fare fatica, si recupera poco, e ci sono giocatori che hanno grande qualità, a volte fanno fatica ad esprimerla perché non hanno poca forza, non danno continuità, ma questo non succede solo a noi, a tutte le squadre, e penso che ho passato i momenti più difficili, e penso che in questo momento il primo responsabile sono io, perché sono allenatore di questa squadra, ma devo avere la capacità e la bravura di riuscire a far tenere la concentrazione, la voglia e l'entusiasmo da questa squadra, perché se perdiamo anche voglia e entusiasmo diventerà veramente molto difficile. L'ultima cosa, visto che affrontate tra pochi giorni la Juve, con la quale vi siete appena confrontati in Supercoppa in condizioni diverse perché avevi qualche uomo in più, ti chiedo se ti avvii a giocarla come l'ultima spiaggia da allenatore del Napoli, visto quello che filtra, che è uscito. Non lo so, questo dovete chiedere alla società, io non... L'ho detto già prima, il primo responsabile, il capitano della barca sono io, ed è giusto che quando le cose vanno male la responsabilità se le prende e vanno tutto a discapito del capitano, sono io, ma io non posso pensare l'ultima, la penultima o la terzultima, io devo lavorare, devo mettere la squadra migliore in campo e riuscire a dare fiducia a questi giocatori. Dopo quello che succederà vediamo, faccio l'allenatore, so che ci può stare, non sarò né il primo né l'ultimo, però ho il dovere di provarci fino alla fine. Grazie. Grazie.